dare a cena. Alle due. Mi sono arrivati 40 miliardi di dollari di la Brexit. Ma 550 e ho detto, ragazzi, sono veramente euforico. Ragazzi, sono veramente euforico. Ho scritto qualcuno, chiudete l'internet. Avete visto la foto della torta? La torta con la foto sua fatta a un bambino, probabilmente. Chiudete l'internet. Le 700 dai che si comincia. Sigla! Giovedì 23 giugno 2016, questa è Radio DJ. Canta la Patrick. Ragazzi, sono veramente euforico. Sono veramente euforico. Di lunghi barba, come tre sorsoni, viaggio FM, Marconi, piccolo smile, faccio un bel sorriso, dalle 700 alle 900 del mattino, sud, nord, ovest, est, la radio è sempre quella di Lorenzo DJ, piota senza air, Giorgio Relenfurio, nello studio sta nella colonna di Mercurio, se mi chiedi come va tutto bene, se mi chiedi come va con fedele, se mi chiedi cosa ascolto, il trio Medusa, se mi chiedi di cambiare clip, Medusa all'ascolto, buongiorno e bentornati in compagnia di Giorgio Furio. Eccoci qua, i vostri tre zozzoni in versione completamente romana, tutti e tre direttamente qui nella sede di Radio DJ, via Cristoforo Colombo numero 90. Non ci fate la bocca, perché a noi piace complicarci un po' la vita, ci piace poi sapere cosa succede a Milano oggi, ad esempio. Non sappiamo com'è il tempo a Milano, com'è? Un cazzo di gatto. Pure a Milano adesso va un cazzo di cazzo di gatto, umido. Le 711, buongiorno a tutti, 3 ore in nostra compagnia. Oggi, giovedì, ci regaliamo un intervento del buon Maxino. Per coloro che si fossero messi all'ascolto per la prima volta del nostro programma, Maxino è un ragazzo molto sveglio che non ha niente da fare nella vita, ma proprio niente. Però è un grandissimo compositore, talmente bravo che riesce a fare una canzone con le parole suggerite da voi ascoltatori. Facile, come funziona? La parola del giorno vostra oggi c'è qualche cosa che dovete fare, ragazzi che stanno andando a fare la terza prova della maturità, avete un appuntamento dal notaio. La seconda? Ieri era prima. Ieri hanno fatto la giusta. La seconda no, ci stanno quelli delle medie, comunque matrimoni, robe, quello che volete. Tutto quello che vi accade ce lo segnalate ai nostri contatti, 347 342 520, diretta @dj.it, la mail. Quindi diciamo la parola che contraddistingue la vostra giornata. Per esempio, visto che hai parlato di matrimoni, io suggerisco subito al Maxino la parola wedding, perché matrimonio in americano. Ieri ve l'ho raccontato un pochino, si è ascoltata mia cugina. Congratulations Steven and Valeria. Hanno fatto il matrimonio americano, che è la cosa più figa del mondo, ragazzi. Dura 20 minuti la cerimonia, si festeggia, e poi a tavola si beve e poi si beve. Sei riuscito a vedere la partita della nazionale? No. Meno male. Sei perso. Tanto effetto vince da tutto il gruppo di Chiesa di Roma, che sommando tutti i risultati dati e sottraendoli, dividendoli per 2, ci ha azzeccato. Avevamo detto nella somma di pronostici Italia perde con l'Irlanda 1-0. Sì, sì, un gol l'abbiamo previsto, qualcuno l'aveva previsto per l'Irlanda, ma mi piace molto Patrizio che ha detto io 0-0 ci sono andato vicino. Ma quando vai? Prova a dirlo a William. Ma quando era andato ci vado vicino. Guarda che è così che funziona. Sì. Pensa. Comunque la parola per quanto mi riguarda e quanto riguarda tutti noi è figuraccia della nazionale. Sì, quello figuraccia per come hanno giocato, perché perdi. Dà comunque gusto perdere con gli irlandesi. Guarda, vederli festeggiare così con quelle loro facce felici è una cosa gonfie di allegria. Secondo me oggi non saranno molto felici invece gli inglesi, sapete, non tutti. Sembra che per pochissimo ancora sia in vantaggio il stay in, hai visto? We are in. Ma io non ho mai capito, è remain o stay in? Remain o remain? Live or remain, che potrebbe essere anche questa la parola per Maxino. Vogliamo mettere Brexit. Li mettiamo Brexit ci piace. Sembra che il sacrificio della povera deputata laburista non sia stato invano, sembra che comunque l'Inghilterra rimanga, anche perché so di gente disperata che è andata a ritirare tutti i risparmi, anche voi, in vista della Brexit. Dai, tranquilli ragazzi, ci pensa l'Europa. Ci pensa l'Europa. Ma poi scusate, abbiamo la soluzione se dovessero uscire, no? Che mandiamo il buon Alfio. Certo. Con le euforie. Ragazzi, va Alfio in Gran Bretagna. Ragazzi, sono veramente euforico.
Ma quando fai $538.617 in un mese, fuori di testa. Chiedi le sterline quant'è? Vai, Modio Boys! Zucchero, tirato d'orecchie della Delmo Fornaciari. Ho visto sul tavolo di Dario Guelli a Milano, programmatore musicale, naturalmente di Radio DJ, la birra 13 cose, che sono un singolo, no? 13 cose. Scusa, appunto, perché sul tavolo di Dario Guelli, che non è un grande beve, però non è un grandissimo bevitore come il Trio Medusa, Diciamo, non è da grappa al mattino, non va bene. Ci manca la birra, caro Delmo. Le 718, questa è Radio DJ, chiamate Roma 3131, la parola del giorno, the word of the day, per you, perché vi contraddistingue, insomma, delle altre. ce ne stanno già segnalando tante ai nostri contatti. Mi ha fatto molto ridere la Rensit. Sì, Renzi. La Rensit potrebbe essere l'idea del referendum che avremo a ottobre. Renzi, dentro o fuori? Sì, ma già ha detto, se la detta, no? Poi dopo c'è... No, guardi, signor Presidente del Consiglio, Ah, lei ha detto che le amministrative contavano poco quando ha il capitolo volontario, però ha detto che con il referendum non scherziamo con il referendum. se avesse vinto il no. Adesso si verrà di nata, non mancano ancora, vediamo come va l'Italia, forza che dai ragazzi, per la Spagna, siete veramente tre fave, io ve lo dico, tre fave, ma poi di becca, tutte e tre, a tutte e tre. Io volevo fare i direttori dei Beccarabinati, e invece ho fatto Carlo Conti. Chiara da Vicevano, buongiorno Chiara. Ciao, Buongiorno Chiara. No, non dirlo. Non lo dire. Noi vorremmo sapere invece da te qual è la tua parola del giorno. Asilo nido pollicino. Asilo nido pollicino. Tutto attaccato? Sì, sì. Dai, una parola. Tu sappi che Maxino in questo momento ti sta volendo molto bene. E come mai asilo nido pollicino? Oggi pomeriggio c'è la festa del fine anno di mio figlio Mattia e quindi siamo tutti invitati a partecipare con molto entusiasmo a questa giornata. Lo sento.
Senti, ma come funzionerà la festa? Come funzionerà la festa? Cioè ci sarà la musica? Sì, la musica, vabbè, si farà in cortile, quindi almeno lui mi ha detto che fanno l'entrata e poi devono ballare. Devono ballare. Guarda, proviamo a immaginare la canzone che balleranno. Sì, la cosa Andiamo a comando. Quanti anni ha tuo figlio? No, ma io so di all'asilo, andiamo a comandare all'asilo, credo. Chiara, devi sapere che questo disco che hai appena ascoltato ha avuto 22 milioni di visualizzazioni su YouTube ed è il disco preferito dai ragazzi, da compresa tra, secondo me, i 4 anni, dai 4 anni alla fine 14, 15 no. 15 no, diciamo dai 10 ai 13 e viene utilizzata in tutte le feste con le maestre che ballano e commessa almeno 4-5 volte. Andiamo a comando. Andiamo a comando. Andiamo a comando. Andiamo a comando. Vogliono sentire. A nastro, ma la cosa bella è che mi impazzano video, compreso il nostro, di gente che balla la canzone sui posti di lavoro. Come si chiama lui? Grazie. Poi io dobbiamo cantare in gruppo e salutare un libricino di canzoni da imparare. Come ha messo? Sei libricino. E cosa devi cantare? Assolutamente sì. Quattro gradi, il gruppo. Sentiamo nel pezzetto. Andiamo a comando. Un pezzetto chiaro, facci un pezzettino di 4 piani. Sì, poi. Se no viene male. La sai. Quando mai tu hai cantato seriamente? Sai come caccio lui il canzolino, lo bocche, sì. Grazie Chiara, un bacio, ciao, buona giornata. Ciao. Vogliamo sentire anche la parola di Andrea Ragazzi? Assolutamente. Buongiorno Andrea. Buongiorno a te, come stai? Andrea, non sappiamo se magari è anche un po' l'accento, ma ci siamo sentendo un rapporto così. Sì, credo. Io ho capito che è uno dei tuoi ultimi giorni, sì. Giusto? Ok, perché dove vai poi? A Malaga. A Malaga in Spagna? Ah, e ti trasferisci? Sì, si trasferisce perché qui non trovo un operatore serio. Perché è un casino, se il telefono a Malaga vuoi mettere? Mi sente meglio che qui, Facciamo così Andrea, prendiamo la tua parola, quando ti trasferisci a Malaga, mandi Ines che ti richiamiamo. Magari sono bravo. In bocca al lupo, ciao Andrea, grazie, ciao. DJ.
Ciao. Con il trio Medusa stiamo raccogliendo le parole da dare suggerite a Massimo per la sua canzone estemporanea. Anche se abbiamo 3 ore, lui avrà comunque un'ora di tempo massimo. Come vi comportate trio? Vi concedete un'ora in più? Oh, il cavolo! Perché là 3 volte si era dati 30 parole. Allora stiamo 2 ore a dire, ci saremo annoiati. Mazzino deve fare la canzone entro le 850. Anzi, facciamo così, per rendergli la cosa ancora più complicata, non gli diamo le parole subito, ma ce ne facciamo suggerire un'altra. Elena, buongiorno Elena. Elena, non c'è Elena da Siena. Aspetta un attimo, là, che vediamo. Elena da Siena, anche lei doveva suggerirci una parola perché oggi non saranno 15, saranno 6. Questa non è da Siena, non è neanche il nostro amico. Beh, secondo me si sente meglio dell'amico prima italiano che doveva andare a Malaga. Perfetto, certo. Lo so, amico di Gaia, mandaci un fax, Ora, ci hanno detto che era in pullman, ma per ora va bene il pullman, ma hai sentito che pullman subacqueo. No, è peccato che viaggia sotto l'acqua. Delle cose senza qui. Elena, eccola, buongiorno. Buongiorno, ciao. Mi io gli la tutto. Anche tu è una parola da cucina Mazzino che è Certo, tatuaggio. Tatuaggio, perché supponiamo che oggi tutti facciano tatuaggio. No, perché oggi vado a fare Io la schifo. primo tatuaggio. 34 anni in fatto No, così. 40. E cosa ti spinge a 44 anni a fare un tatuaggio? La pazzia. Voglio fare i nomi delle mie figlie e questa è una bella cosa. E dove le fai? Sul braccio? Sul braccio. Sul braccio. E le figlie si chiamano Ermenegilda e Anita e Delia. solo le iniziali o il nome per esteso? Tutto il restesso ma piccolino senza esagerare. Cara Elena, c'è il solito problema di quelli che si tatuano con l'iniziale, il nome del fidanzato. E se poi ti lasci il nome per figlio? È l'unica cosa certa della mia vita. Quindi... Quando tempo che di casa? No, non ci pensiamo. Fratellino, che ne sai? Devi fare la No, ma non più. mia madre a 44 anni ha avuto mia sorella, parliamo di tanto tempo fa. Non buchiamo, ragazzi, non buchiamo. No, può succedere, può succedere. No. Sì, 13 13 e quindi sono grandi, vanno fuori, Succede, perché stanno tanto lontani da casa, poi ti scorgi i numeri. Quando tornano a casa, non te li braccio, lei sul braccio. Ma no, era una prende anche il numero di cellulare delle ragazze, quindi quando chiamano, grazie, un bacio, buona giornata, ciao ragazzi, ciao. Correre e monitorare l'attività fisica. Garmin vi aiuta a muovervi ogni giorno un po' di più. Vivo Smart e Vivo Activa Care sono la fitness band e lo smartwatch multisport di Garmin con GPS, frequenza cardiaca al polso e smart notification. Venite a provarli a Riccione dal 19 al 25 giugno nel village di DJ Training Center in Piazzale Roma. Per saperne di più, info su garminrunningtour.it. Radio DJ One Nation, One Station. Immaginati una grande festa, immaginati una splendida spiaggia, piena di skater, di surfisti e poi musica. Da
tanta musica. Arriva DJ X Masters 2016, prima tappa, Pescara, 23-26 giugno, skate, motocross freestyle, crossfit, slackline e mille altre attività tutte da provare. E la sera si fa festa con Jack Giaselli, la DJ Night con Street Flex e DJ Arabi, Spiller e tanti altri ancora. DJ X Masters 2016, Pescara, 23-26 giugno, info su dj.it e xmasters.it. Sponsored by Jeep compie 75 anni, festeggia insieme a noi. La gamma SUV più premiata di sempre ti aspetta a DJ X Masters con un esclusivo test drive off-road in riva al mare. Non mancare all'evento più cool dell'estate. Ci aspettiamo. Alessandro Del Piero, voglio diventare un campione come te. Comincia dall'acqua, Oliveto, l'acqua dello sport italiano. Ecco perché i campioni italiani di nuoto e pallavolo bevono Oliveto. Perché con Oliveto ti esibisci meglio e vivi in forma. Vai! Sei pronto per moda musica? Vieni a trascorrere le tue serate estive al Mercato Glance Ravalle Designer Outlet con grandi concerti gratuiti e shopping fino a mezzanotte. Il 25 giugno dalle 21 non perderti il live di Antonello Venditti, la sua voce inconfondibile e le emozioni delle sue più grandi canzoni, da Roma a Capoccia a Buona Domenica. Scopri il programma completo moda musica su serravalledesigneroutlet.it. Autostrada 7, uscita Serravalle Scrivia. 1, 2, sì, Go Go e Samsung Atmos, la nuova lavaglianteria con il modello Go, l'unica che ti consente di aggiungere ciò che vuoi quando vuoi. Anche al lavaggio in corso. Certo, e se l'acquisti entro il 15 luglio puoi scegliere tra un mare di regali, tablet, smartphone, cuffie e casse audio. Operazione premi valida dal 9 giugno al 15 luglio 2016. Scopri i prodotti e regolamenti su samsung.it/mare di regali. Sono Anna Carpini, cliente Mediolanum dal 2000. Non c'è niente di soddisfazione di veder crescere i tuoi investimenti in una banca che punta al futuro. Fai la foto e fai direttamente la foto lì. Non è impiegato questa cosa come ragazzi. Mediolanum è la consulenza di un family bank e tutta la libertà della banca online, perché al centro ci sei tu. Banca Mediolanum, costruita intorno a te. Pubblicità, testimonianza basata su esperienza personale dei clienti. Per informazioni complete, rischi e caratteristiche dei prodotti offerti, visita bancamediolanum.it. Ecco, cosa? Inizia l'estate con il solito non sono pronta per la prova smartphone. Visto un negozio perfetto, come hai fatto? Ok, te lo dico. Corri in un negozio Vodafone e un attimo dopo hai uno smartphone ultimo modello. Muoviti, le foto durano fino a domenica. Cosa si vede? Si vede a mi schiaccia? Vieni nei negozi Vodafone dal 20 al 26 giugno. Smartphone e accessori solo in offerta. Trovi anche iPhone 5S e 16 GB a soli 299 euro. Ti aspettiamo anche domenica. Estate 1988.
Pronto? Ciao, buongiorno, buongiorno. Sì, sì, ciao. Sì, ok. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Tutto bene, sì, 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 tutto bene, grazie. No, naturalmente sono 16 tassative, immagino, no? Non sono di più. Lo so, lo so. Bene, bene. Ok. Penso mercoledì mattina ve la mando, ok? Ok. Un gran pezzo, grazie. Grazie, sono commosso, grazie. Infatti. Sono qui, sì, sì, sono più o meno, diciamo di sì.
Sì, ma ce l'ho sempre, non so dov'è, alla fine è sempre qua in mezzo, oggi che serve non c'è più. Vabbè, ne comprerò una decina. Sì. Mm. A dopo, ciao. Ma guardi, signor Ronaldo, in mano qua la sua cartella e i valori che sarebbero andati a Ho problema nella testa, funziona a metà, ogni tanto parlo.
Pericolosa, statemi lontano. Non so se sono pazzo o sono un genio, faccio i selfie, ma sì, alla guerra meglio non mi fumo cane. Sono anche meglio, io lo faccio brutto, ma tanto è tangenziale. Andiamo a volare, stanco fatto quello cane. Andiamo a volare, in ciabatte nel locale. Andiamo a volare. Una metà, ogni tanto parto. Ho problemi nella testa. Ma guardi, signor Ronaldo, ma non vuole sua Ma guardi, signor Ronaldo, ma non vuole sua cartella e... Ho problema nella testa, funziona a metà. Ogni tanto parte un suono che fa. E ogni volta che mi parte si fa imbarazzante, come quella volta che stava risente. Posso offrirti da bere? Lei dice va bene, solo che quando le passo il bicchiere è una malattia, è pericolosa, statemi lontano, è contagiosa. Non so se so. È una malattia, è pericolosa, statemi lontano, è contagiosa. Non so se sono pazzo o sono un genio, faccio i selfie, ma sì. No. Ogni tanto parte un suono che fa. Ho problema nella testa, funziona a metà. Ogni tanto... Ho problema nella testa, funziona a metà. Ogni tanto parte un suono che fa. Ho problema nella testa, funziona a metà. Ogni tanto parte un suono che fa. Ho problema nella testa, funziona a metà. Ogni tanto parte un suono che fa.
Non so se sono pazzo o sono un genio, faccio i selfie, ma sì, alla web che io non mi fumo cane, sono anche stereo, io non faccio. Non so se sono pazzo o sono un genio, faccio i selfie, ma sì. Alla web che io non mi fumo cane, sono anche stereo, io non faccio tutto. In tangenziale andiamo a comandare, sento foto col mio cane, andiamo a comandare, sento foto col mio cane, andiamo a comandare, ciabatte nel locale, andiamo a comandare, sfaccio acqua minerale, andiamo a comandare. Andiamo a comando. Andiamo a comando. Andiamo a comando. Ho problema nella testa, funziona a metà, ogni tanto parte lo suono che fa. Provate! Ma che cazzo? Andiamo a comandare, scatto foto col mio cane. Non so se
alla web che io non mi fumo canne, sono anche stereo, io non faccio brutto, ma contrattore in tangenziale, andiamo a comandare, stato foto con gli occhiali, andiamo a comandare.
Ah. Ah. Col sole negli occhi io piano mi avvicino proprio all'asilo nido. Ah. Col sole negli occhi piano mi avvicino all'asilo nido, pollicino. Ah. Col sole negli occhi piano mi avvicino all'asilo nido, pollicino. Giornata già storta, giornata funesto, fisioterapia per colpo di frusta. Con le dita oculari, il sole dritto in faccia, io non ho visto il muro, Dio mio che figuraccia. Con le dita oculari e il sole dritto in faccia, io non ho visto il muro, Dio mio che figuraccia. Con l'auto articolato è entrato spavaldo, sfondandogli il muro. Volete pane caldo? Non so se sono pazzo o sono saggio, per distrarli mostro il tatuaggio. C'ho una scritta bimbi e metti a insigne, si sfondare i muri, arriva rogne.
vecchie insigne si sfondare i muri, arrivan rogne. E vecchie insigne si sfondare i muri, arrivan rogne. E vecchie insigne i muri, arrivan rogne. Sto muro riparare, è meglio in coma andare. Sto muro riparare, è meglio in coma andare. La pre... Sto muro riparare, è meglio in coma andare. La pre... andare. Sto muro a riparare, è meglio in coma andare. La preparazione, i saldi, è meglio in coma andare. Sto muro a riparare, è meglio in coma andare. La preparazione, i saldi. Sto muro a riparare, è meglio in coma andare. La... Sto muro a riparare, è meglio in coma andare. La prepara... Sto muro a riparare, è meglio in coma andare. La preparazione saldi, è meglio in coma andare. Uno wedding preparare, è meglio in coma andare. C'ho il congedo parentale, è meglio in coma andare. Sto muro a riparare, è meglio in coma andare. La preparazione saldi, è meglio in coma andare. Uno wedding preparare, è meglio in coma andare. C'ho il congedo parentale, è meglio in coma andare. Stacchiamo le parole, in coma, andare, sto muro riparare, è meglio in coma andare. La... Muro riparare, è meglio in coma andare. Muro riparare, è meglio in coma andare. La preparazione ai saldi, è meglio in coma andare. C'ho il congedo parentale, è meglio in coma. Parentale, è... C'ho il congedo preparazione ai saldi, è meglio in coma andare. Questo mese c'ho il congedo prenatale, è meglio in coma prenatale, è meglio in coma andare. È meglio in coma andare. È meglio in coma andare. Parlo un po' di Brexit, ma per distrarli, wedding, spread e leasing per intottirli. Quindi io vi lascio che c'ho da fare, mentre vado in retro sto a salutare. Farla il cover di sto brano è meglio comandare, gusto male a assaggiare. È meglio incomandare, commissione di degustazione, è meglio incomandare, una prova. È meglio incomandare, una di degustazione, è meglio incomandare, una prova di matematica, ho contato le parole, sono 32.
le parole sono 32 di matematica, ho contato le parole sono 32. Andare una prova di matematica, ho contato le parole sono 32 stavolta da piazzare. Vi manderò a cagare. A cagare. A cagare. Mandatevene a cagare. È meglio in coma andare. Sì? Sì. Quasi sul finale. 5 minuti? Sì, sì. Ah, ok, perché pensavo 50 fosse il limite. Va bene, ok. Ok, va bene. Sì, a dopo c'è. A due stavolta da piazzare, vi manderò a cagare. A cagare. Cagare. Mandatemi a cagare. Ah. Col sole negli occhi, piano mi avvicino, di l'asilo nido, pollicino. Col sole negli occhi, piano mi avvicino, di l'asilo nido, pollicino. Col sole negli occhi, piano mi avvicino, dell'asilo nido, pollicino. Giornata già storta, giornata funesta, fisioterapia per colpo di frusta. Giornata già storta, giornata funesta, c'ho fisioterapia per colpo di frusta. Giornata già storta, giornata funesta, c'ho fisioterapia per colpo di frusta. Con le microculari e il sole dritto in faccia, io non ho visto il muro, tu mio che figuraccia. Con le microculari e il sole dritto in faccia, io non ho visto il muro, tu mio che figuraccia. Con le auto articolate ho entrato a spavaldo, sfondandogli il muro, volete panicare? Con le auto articolate ho entrato a spavaldo, sfondandogli il muro, volete pane caldo? Con le auto articolate ho entrato a spavaldo, sfondandogli il muro, volete pane... Muro, volete pane caldo? Muro, volete pane caldo? Non so se son pazzo o sono saggio. Non so se son pazzo o sono saggio. Per distrargli mostro il tazzo o sono saggio. Per distrargli mostro il tatuaggio. C'ho una scritta bimbi e vecchia insigne, sì. Mostro il tatuaggio, c'ho una scritta, guarda, e metti a insigne. Sfondare i muri, arriva in rotta, guarda, e metti a insigne. Sfonda e scritta, guarda, e metti a insigne. Qui a sfondare i muri, ti arriva a rogne. Stacchiamo le parole, in coma, andare, sto muro riparare. È meglio incomandare la preparazione ai salvi. È meglio incomandare, questo mese c'ho il congedo prenatale. Andare la preparazione ai salvi. È meglio incomandare, questo mese c'ho il congedo prenatale. È meglio incomandare. È meglio incomandare. È meglio in coma andare. È meglio in... È meglio in coma andare. È meglio in coma andare. Parlo un po' di Brexit, ma per distrarli, wedding, spread e leasing per intodirli. Quindi io vi lascio che c'ho da fare. Mentre vado in retro, sto a salutare. Far le cover di sto brano è meglio comandare.
retro, sto a salutare. Far le cover di sto brano è meglio incomandare. Gusto male a assaggiare, brano è meglio incomandare. Gusto male a assaggiare, è meglio incomandare. Commissione è meglio incomandare, una prova a comandare. Commissione di degustazione è meglio incomandare. Una prova di matematica, ho contato le parole, sono 32 stavolta da piazzare. Commissione di degustazione è meglio incomandare. Una prova. Commissione di degustazione è meglio incomandare. Una prova di matematica, ho contato le parole, sono 32 stavolta da piazzare. Mandatevene a cagare. Mandate a piazzare. Mandatevene a cagare. Mandatevene a cagare. È meglio in coma andare. È meglio in coma andare. Ed è un finale che non c'entra niente. Ed è un finale che non c'entra niente, ma che finisce in modo divertente. Divertente, che questa non sapevo proprio dove metterla. Barattolo della felicità. Divertente. Molto divertente, che questa non sapevo proprio dove metterla. Barattolo della felicità. Molto divertente, che questa non sapevo proprio dove metterla. Barattolo della felicità. Ed un finale che non c'entra niente, ma che finisce molto divertente, che questa non. Ed un finale che non c'entra niente, ma che finisce in modo divertente. Ed un finale che non c'entra niente. Ed un finale che non c'entra niente, ma che finisce in modo divertente, che questa non sapevo proprio dove metterla. Barattolo della felicità, per la. Barattolo della felicità, per la. Barattolo della felicità. Barattolo della felicità. Barattolo della felicità. Un finale che non c'entra niente. Col sole negli occhi, piano mio vicino, gli all'asilo nido, pollicino. Giornata già storta, giornata funesta, c'ho fisioterapia per colpo di frusta. Con le vitroculari e il sole dritto in faccia, io non ho visto il muro, Dio mio che figuraccia. Con l'ovo articolato entrato spavaldo, sfondandogli il muro. Volete pane caldo? Non so se sono pazzo o sono saggio, per distrarli mostro il tatuaggio. Volete pane caldo? Sono pazzo o sono saggio, per distrarli mostro il tatuaggio. Sono saggio, per distrarli mostro il tatuaggio. C'ho una scritta, sono saggio, per distrarli il tatuaggio. C'ho una scritta, guarda, e metti a insigne qui a sfondare i muri, ti arriva rogne. Stacchiamo le parole, in coma, andare, sto muro riparare. È meglio incomandare la preparazione ai saldi. È meglio incomandare questo mese c'ho il congedo prenatale. È meglio incomandare. È meglio in coma andare.
Parlo un po' di Brexit, ma per distrarli, wedding, spread e leasing per intodirli. Quindi io vi lascio che c'ho da fare, mentre vado in retro sto a salutare. Far le cover di sto brano è meglio incomandare, gusto male a cassaggiare, è meglio incomandare. Commissione di degustazione è meglio incomandare. Una prova di matematica, ho contato le parole, sono 32 stavolta da piazzare. Mandatevene a cagare. Mandatevene a cagare. È meglio in coma andare. Ed un finale che non c'entra niente, ma che finisce in modo divertente, che questa non sapevo proprio dove metterla. Barattolo della felicità. Ed un finale che non c'entra niente, ma che finisce in modo divertente, che questa non sapevo proprio dove metterla. Ed un finale che non c'entra niente. Ed un finale che non c'entra niente. Ed un finale che non c'entra niente. In spiaggia stamane si balla, si chiama il medicinale per una negazione a bocca aperta, zio, yeah. E come si chiama il medicinale per conto? Conflitto su ragazzi, sono veramente in spiaggia sta il bagno. Ragazzi, sono veramente euforico. Ragazzi, sono veramente euforico. Ragazzi, sono veramente euforico. Aldo sfondandogli. Non so se sono comando. Sono veramente Comando. Ragazzi, sono veramente euforico. È meglio in coma andare. Ragazzi, sono veramente euforico. Parlo un po' di Brexit, ma Ragazzi, euforico. Euforico. Ragazzi, sono veramente euforico. parlo. Ragazzi, sono veramente euforico. A piazzare, mandatevene a cagare. Mandatevene a cagare. Ragazzi, sono È veramente meglio euforico. in coma andare. Ragazzi, sono veramente euforico. Ragazzi, sono veramente euforico. Ragazzi, sono veramente euforico. Ed un finale che non c'entra niente, ma che finisce. Ragazzi, sono veramente Ed un euforico. finale che non c'entra niente. Ragazzi, sono veramente Ed un euforico. finale che non c'entra niente, ma che finisce in modo divertente. Eccoci. Come? No. No, è finita. No, è finita adesso. Sì.
Sì, le sto esportando in questo momento. Quanti minuti? Sì, sì, sì. Ok, perfetto. Arriva, ciao. Un pollicino col sole negli occhi, piano mi avvicino, gli asino nido, pollicino. Giornata già storta, giornata funesta, c'è un fisioterapia per colpo di frusta. Con le vitroculari e il sole dritto in faccia, io non ho visto il muro, Dio mio che figuraccia. Con l'auto articolato entrato spavaldo, sfondandogli il muro. Volete fare caldo? Non so se sono pazzo o sono saggio, per distrarli mostro il tatuaggio. C'ho una scritta, guarda, e mette insigne qui a sfondare i muri che arriva a rogne. Stacchiamo le parole, in coma, andare, sto muro riparare, è meglio incomandare, la preparazione ai saldi, è meglio incomandare, questo mese c'ho il congedo prenatale. È meglio in comando. Ragazzi, sono veramente euforico. È meglio in coma andare. Ragazzi, sono veramente euforico. Parlo un po' di Brexit, ma per distrarli, wedding spread e leasing per intodirli. Quindi io vi lascio che c'ho da fare. Mentre vado in retro, sto a salutare. Far le cover di sto brano è meglio incomandare. Gusto male a gassaggiare, è meglio incomandare. Commissione di degustazione, è meglio incomandare. Una prova di matematica, ho contato le parole, sono 32 stavolta da piazzare. Mandatevene a cagare. Mandatevene a cagare. Ragazzi, sono È veramente meglio euforico. in coma andare. Ragazzi, sono veramente euforico. Ragazzi, sono veramente euforico. Ragazzi, sono veramente È un euforico. finale che non c'entra niente, ma che finisce in modo divertente. Che questa non sapevo proprio dove metterla. Barattolo della felicità.
16 giga. Eccoci. Benissimo. Ciao. Sono qua. Sì, giusto, avete ragione. Scusatemi. Sì, 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 benissimo. Anche meno, anche meno.
Ma sono in anticipo per la prossima volta. La base. Perché non esiste il karaoke, l'unica volta che non esiste il karaoke su YouTube. Adesso c'è, comunico l'Italia che c'è, l'ho fatto io. È comunque una cover di Rovazzi, non è che posso far miracoli. Però diciamo che mi sarei scusato comunque. Ecco. È meglio in coma andare. No, ma no, era censurata, non si sa qual era la parola successiva, non si sa. Beh, ciao. Dove metterla? Barattolo della felicità. Bravo! Sei mandato a cagare però, per la prima e l'unica volta abbiamo sentito in coma andare di Maxino. Grazie Maxino, buona giornata, grazie. One nation, one station.